Il Mar Ligure risente di un cambiamento climatico? E qual è la causa? Domande affrontate da Giorgio Bavestrello nell'incontro promosso da Centro Newman e Accademia Culturale a Rapallo. Al primo quesito il docente di zoologia risponde con dei dati. Sì, negli ultimi 50 anni la temperatura del Mar Ligure è aumentata. Se prima era l'area più fresca del Mediterraneo, oggi l'acqua calda tende a salire, portando con sé specie animali caratteristiche delle regioni meridionali. Il curio dell'acqua calda è diventato sempre più imponente, per cui in questa lotta, diciamo così, tra il vortice del Mar Ligure e la corrente del Tirreno sta prevaricando, l'acqua calda è immessa con maggior decisione nel bacino ligure e tutti gli animali che una volta si fermavano a latitudini molto più basse, praticamente non superavano la latitudine di Cagliari, ora vengono immessi e arrivano. Oggi nel Mar Ligure si possono vedere barracuda, pesci pettine o bavose, nuove specie di alghe o granchi, pesci giunti dal Mar Rosso attraverso lo stretto di Gibilterra, organismi di cui non si conosce la provenienza. A un certo punto la temperatura dell'acqua è stata tale da permettere la riproduzione della cernia. Quindi alla metà degli anni 90 le cernie di Portofino hanno cominciato a riprodursi come matte e ora è comunissimo vedere i piccoli delle cernie e i subacquei sono circondati da questi enormi pesci. I mutamenti dell'ecosistema dunque sono dovuti ad una sola causa? Secondo Bavestrello ci sono in realtà da considerare altri fattori, come il sempre più invasivo intervento dell'uomo sui fondali e il crescente inquinamento. Questa volta a questo cambiamento climatico si aggiungono azioni dirette umane che tra l'altro potrebbero essere anche evitate, diciamo, non dico facilmente perché di facile non c'è più niente, però insomma la sinergia del cambiamento del clima insieme a queste cause più locali possono dare origine a fenomeni difficilmente prevedibili.